conversione dell'ex leader della lista Norimberga 2 guarito dal Covid è raccontata da Antena 3. Il mondo Novax prende le distanze, il direttore dell'USL 2 lo ringrazia e rilancia, diventi testimonial del vaccino. Scritte sulla strada davanti alla scuola elementare Trefoni di Paese contro la vaccinazione per i bambini, la denuncia dell'assessore comunale di Treviso Manera su Facebook. Tamponi e vaccini, continuano i disagi nelle strutture, dal Tivoli attese anche di oltre 3 ore, l'USL 2 Correi Ripari riapre il centro tamponi del Melody a Castelfranco, il nuovo Vax Point in arrivo nel quartiere del Piave. Alitis Planck di Villorba, scatoloni di mascherine inutilizzate dagli studenti e personale scolastico perché considerate troppo scomode e inadatte. A Borso del Grappa e allarme furti, residenti esasperati, c'è chi ha deciso di organizzarsi in ronde e c'è chi dorme con la pistola sul comodino. Carabinieri del NAS e militari della compagnia di Treviso alla casa di riposo Menegazzi, scoperto un infermiere che non aveva l'iscrizione all'albo professionale e non poteva esercitare. Truffa all'esame della patente, una quarantenne indiana scoperta a copiare in Goia l'auricolare che stava utilizzando per ottenere suggerimenti. La donna finisce in ospedale denunciata dalla polizia locale. Oggi in Piazza dei Signori a Treviso è arrivato l'albero di Natale che sarà addobbato nelle prossime ore. Il sindaco Conte Ascensione a sorpresa con un flash mob di artisti e performer. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque clamore, reazioni contrastanti, ma anche ringraziamenti e insulti sui social. Ha suscitato tutto questo e altro ancora la conversione di Lorenzo Damiano da attivista Novax a sostenitore della vaccinazione, raccontata ieri ad Antena 3. Il direttore generale dell'USL 2 Benazzi lo ringrazia per l'onestà intellettuale, mentre il mondo Novax prende le distanze. A volte bisogna passare per la porta stretta per capire le cose così come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, devo ringraziare il reparto di Vittorio Veneto, sono stati meravigliosi. In ogni caso io il vaccino lo farò. Hanno provocato un vero terremoto le parole che il leader del movimento Norimberga 2, Lorenzo Damiano, dall'ospedale di Vittorio Veneto ha consegnato alla nostra emittente. Parole che hanno assunto una risonanza nazionale, quelle contenute nei video che l'ormai ex attivista Novax, guarito dal Covid, ci ha inviato e che gli hanno procurato una pioggia di insulti sui social e nel web. Tanto da parte di chi nel vaccino non crede e scrive ad esempio: se ti vaccini vuol dire che tutto quello che hai fatto fino a ieri lo stai regalando a Satana, quanto da parte dei vaccinati che fanno il conto dei costi sostenuti dal servizio sanitario per curarlo con gli anticorpi monoclonali e gli fanno sapere che in un mondo normale quantomeno gli arriverebbe la fattura a casa. Ma dalla direzione dell'ULS 2 arriva invece un grazie a Damiano. Io lo ringrazio perché l'avvocato Damiano è una persona onesta e io apprezzo sempre l'onestà intellettuale delle persone. Lui aveva una sua idea e quindi era corretto che l'avesse. Poi purtroppo questa sua idea ha cozzato con il Covid-19 e lui è stato uno dei soggetti purtroppo colpiti, mi dispiace, però mi pare che adesso si stia riprendendo. Ha capito che il Covid-19 esiste e che la vaccinazione ci aiuta a difenderci dal Covid-19. Quindi, come direbbero i francesi, chapeau. Ora Damiano, dice Benazzi, potrebbe diventare un testimonial della vaccinazione. Sono convinto di questo, anche perché credo che ha provato sulla sua pelle, sul suo corpo, la forza di questo maledetto virus e ha capito che solo vaccinandoci si può uscire tranquillamente senza andare in ospedale. Politicamente Damiano ha però incassato in queste ore la netta presa di distanze da parte di chi fino a ieri era al suo fianco. Sia a livello personale sia come rappresentanti di Ancora Italia ci dissociamo totalmente dalle sue recenti affermazioni, annuncia sui social Davis Bonaldo, organizzatore delle manifestazioni No Green Pass in Sinistra Piave e in lista con lui alle recenti amministrative di Conegliano. Lo stesso vale per Gloria Callarelli, sua capolista. Le dichiarazioni di Lorenzo Damiano sono sue personali ed esprimono il suo personale sentire in questo momento evidentemente distante dal nostro.
I vaccini uccidono, salvate i bambini. È la scritta rossa apparsa sulle strisce pedonali davanti alla scuola elementare Tre Forni di Paese, proprio nel giorno in cui AIFA decide, la decisione è attesa a minuti, per la vaccinazione ai più piccoli nella fascia 5-11 anni. Dopo le scritte Novax apparse fuori dallo stadio di rugby di Monigo a Treviso, ora questa frase. A denunciare il fatto l'assessore del comune di Treviso Alessandro Manera, che in un post su Facebook ha scritto che soddisfazione sarebbe cogliervi in flagrante. Covid point dal Tivoli, preso d'assalto, lunghissime attese in coda in auto. È tanto che aspettate? 3 ore. Una mattinata di ordinario caos al Covid point di Altivole. Ogni giorno ormai il tampone rapido o molecolare si trasforma in un'odissea. Ho mio figlio, il piccolo, che è positivo. Lui ha fatto già il molecolare, quindi oggi tocca a noi. Sì, 3 ore passa comunque. 9:30, l'una, anche 3 ore e mezza ormai. Ma lei pensa che dovrebbe essere organizzato diversamente? Direi di sì. Sì, perché ho chiesto, lui avendo come disabile avevo il diritto di passare più veloce, però. I numeri dei positivi al Covid aumenta ogni giorno in tutta la regione e i punti tampone vengono letteralmente presi d'assalto, e nonostante quello di Altivole sia stato aperto per facilitare l'utenza che deve sottoporsi ai test, non tutti la pensano così. Sarebbe bene che per i bambini facessero una corsia preferenziale, perché è dura farli star fermi tutte quelle ore. E nella lunga attesa c'è chi necessita di recarsi ai servizi. Pochissimo personale, dovrebbero essere molto di più, perché non si riesce, così si sta in coda, è ovvio che si sta ancora 3 ore perché non riescono a smaltire. E i bagni, comunque anche i bagni, c'è un bagnetto che ci saranno, è tutto sporco, cioè sono troppe persone e troppo poco servizio, magari Treviso è meglio, non lo so. Per sgravare al Tivoli, l'USL 2 con i sindaci del territorio ha individuato un nuovo sito sulla Castellana. Si torna all'ex Melody, aumenta il numero dei ricoveri, nel frattempo 4 nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime ore. Abbiamo trovato una soluzione insieme e li ringrazio, che è il ritorno all'ex Melody, diciamo la vecchia discoteca, chiamatela come volete, dove facevamo i tamponi. Questo andrà a sgravare al Tivoli e sostanzialmente riporterà alla normalità quella situazione. Mi scuso con tutti gli utenti, teniamo duro, abbiamo un po' di pazienza. Questo è il nuovo assetto deciso dai vertici dell'ULS 2 accanto ai sindaci del territorio, con il ripristino del Covid point all'ex Melody. L'obiettivo dichiarato è quello di effettuare tra i 1.000 e i 1.200 tamponi al giorno da martedì prossimo. Su Treviso il potenziamento è già operativo, ma altre ipotesi sono allo studio. Le 2 linee in più sono partite stamattina all'ex Dogana, speriamo bastino. Questo ci serve per capire se poi dovremo trovare un sito alternativo anche a Treviso. La caccia al tampone, visto il combinato disposto tra contagio e nuove disposizioni, è aperta. Alla Zoppas Arena di Conegliano in mattinata si sono esauriti i test rapidi, sostituiti con i molecolari. Questo è un problema di trasporti, perché tutti i test antigenici sono fermi a Padova, stiamo mandando i nostri a prenderli e poi distribuirli ovviamente nei centri vaccinali. Non dipende da noi questo disguido, ne prendiamo atto, chiaramente faremo in modo, intanto facciamo i molecolari, ci scusiamo anche con la gente perché chiaramente il molecolare per avere l'esito passeranno 48 ore. Più in generale aumentano i ricoveri da 159 a 164 in area non critica, da 11 a 15 in terapia intensiva, tutti provenienti da altri reparti. Numeri importanti ma che potrebbero essere ben peggiori senza vaccino, concetto che Benazzi ribadisce dati alla mano confrontando il 2020 con il 2021. Senza siero ci sarebbero 6 volte i ricoveri in terapia intensiva, 4 volte i ricoverati in area non critica, 4 volte i casi in generale. Saremo già davanti a un vero e proprio tracollo, l'espressione utilizzata, mentre si pensa a implementare anche la rete degli hub vaccinali. Adesso stiamo studiando nell'area, diciamo, del Solighese, quindi l'area di Pieve di Soligo, che va appunto da San Damiano, da Conegliano fino a Vittorio Veneto, un altro punto di vaccinazioni, in modo tale da come dire, sgravare anche Godega, che comincia ad essere pieno di gente.
Parliamo adesso di scuole con il commissario straordinario Figliuolo, che ha messo a disposizione 11 laboratori di biologia molecolare della difesa in 8 regioni italiane in grado di processare i tamponi molecolari effettuati a domicilio da team mobili militari, questo per incrementare i test nelle scuole ed evitare la DAD. È stata proprio questa messa a disposizione della struttura commissariale a far decidere al governo di fare dietro fronte per quanto riguarda la quarantena negli istituti scolastici. Questa circolare non ha quasi fatto a tempo ad arrivare nelle scuole, che ieri pomeriggio è arrivata un'altra nota, sempre a firma congiunta, che ha fatto marcia indietro. Giornata convulsa quella di ieri per il mondo della scuola, che in meno di 24 ore ha visto cambiare per ben 2 volte il protocollo da applicare in presenza di positività in classe. Si inizia con una prima circolare che arriva ai dirigenti regionali nella tarda serata di lunedì e che di fatto sospendeva temporaneamente le linee guida finora adottate e quindi la sorveglianza con testing, facendo scattare la quarantena e di conseguenza la DAD con un solo caso di positività. Nel tardo pomeriggio, dietro fronte del governo, con una seconda circolare che ripristina il protocollo applicato dal 6 novembre. Con un caso positivo, il preside nell'immediatezza mette in DAD la classe, ma nelle 48 ore si fa il primo tampone su tutta la classe, si verifica la situazione. Se il caso positivo è 1, tutti rimangono in classe e si continua con la didattica. Se invece i casi sono 2, i vaccinati sostanzialmente o i guariti dal Covid rimangono in presenza mentre vanno in quarantena i non vaccinati, mentre per la primaria si va già subito in quarantena con 2 casi. E con il terzo caso che segnala un focolaio si va tutti in quarantena. Fondamentale per questo cambio di rotta la disponibilità del commissario straordinario Figliuolo a potenziare l'attività di tracciamento nelle scuole, sottoposto ad una significativa pressione con l'aumento dei casi tra i più giovani. Sul totale della popolazione scolastica la metà dei contagi si registra nella scuola primaria, spiega la professoressa Palumbo, 1/4 all'infanzia, mentre sono nettamente inferiori alla scuola secondaria grazie allo scrupoloso rispetto delle regole e all'elevata percentuale di vaccinati. L'arma che abbiamo, lo diciamo sempre, continua a essere quella della vaccinazione e dell'ampliamento della vaccinazione e dell'effettuazione anche delle terze dosi per chi ovviamente può farlo. Continuiamo a parlare di scuole, andiamo all'ITIS Planck di Villorba, dove ci sono scatoloni di mascherine inutilizzate da studenti e personale scolastico perché considerate troppo scomode e inadatte. Già da un po' abbiamo bloccato questa fornitura, abbiamo scritto che non ne abbiamo bisogno perché anche il personale ha cominciato a utilizzare mascherine diverse. Sono poco agevoli, poco fatte probabilmente anche con un tessuto che molti trovano così poco adeguato. Un deposito di mascherine e materiale igienizzante inutilizzato, quello dell'Istituto Planck di Villorba. Una situazione venuta a crearsi dopo il rifiuto da parte degli studenti e del personale scolastico di indossare le mascherine distribuite gratuitamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché troppo scomode e delicate. I collaboratori segnalano che i pacchetti forniti rimangono proprio sopra il banco, pertanto, ripeto, rimarranno in magazzino se non le utilizziamo. Scatoloni di mascherine e gel igienizzante che rimarranno comunque a disposizione dell'istituto e verranno diluiti nel tempo a seconda della necessità. Ma non è questo l'unico nodo legato alla pandemia da sbrogliare per l'Istituto Planck di Villorba. L'aumento dei contagi ha portato con sé altre problematiche gestionali che la scuola sta provando a farsi carico. Dopo il sistema sanitario sia il sistema delle scuole, quello che sta soffrendo maggiormente ma sta rappresentando un punto di riferimento per le famiglie. Le famiglie telefonano al dirigente scolastico, scrivono ai docenti per avere risposte, perché il SISP è sicuramente in affanno, nonostante in questa provincia decisamente il servizio sia particolarmente diciamo così adeguato, però il dirigente scolastico sta lavorando anche il sabato e la domenica sui provvedimenti di sospensione, sulle attivazioni della DAD, sul controllo dei rientri dalla quarantena e sulle autocertificazioni negative.
La cronaca adesso a Borso del Grappa è allarme furti, residenti esasperati hanno deciso di organizzarsi in ronde, c'è chi dorme con la pistola sul comodino. C'è tantissima paura a Borso, tanto che certi cittadini, io compresa, ammetto di aver dovuto comprare un'arma per la mia sicurezza personale e per poter dormire qualche ora tranquilla. Mai nella mia vita avrei pensato di dover comprare un'arma, mai. La paura a Borso è palpabile e i residenti sono esasperati dall'escalation di furti nelle abitazioni. Dallo scorso mese di giugno la notte è diventata un incubo, non si dorme. I ladri si appostano, poi si muovono nel buio, sprezzanti, sempre più sfrontati. Quando vengono scoperti viene chiesto loro chi sono, questi rispondono addirittura Babbo Natale, sono Babbo Natale, oppure addirittura se ci siamo trovati vis-à-vis con loro e ci hanno risposto addirittura attento che vengo anche a casa tua, puntando il dito così. Una famiglia era in casa e sentiva battere fortissimo, quindi c'era un tentato sfondamento della porta blindata. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo 40 minuti. Questa famiglia è rimasta traumatizzata, ovviamente. È chiaro che la situazione è diventata insopportabile e allo stesso tempo esplosiva. La gente è esasperata e si attiva su vari fronti, ronde notturne, gruppi social, una raccolta di firme, più di 500 quelle depositate in comune. Facciamo delle, chiamiamole passeggiate notturne, per non dire ronde. Ovviamente tutto in regola e tutto sotto controllo, senza esagerare, e che andiamo a fare i giri di controllo appunto di tutte le varie vie. Abbiamo fatto una raccolta firme per una richiesta d'aiuto al Consiglio Comunale e al Sindaco, ovviamente, per tenere sotto controllo la situazione. Un altro problema che abbiamo a Borso molto importante è che non abbiamo un vero e proprio comando di polizia, di carabinieri. Siamo supportati da Crespano del Grappa, che però ha gli uffici che chiudono alle 19. Maggior sicurezza chiedono questo i cittadini di Borso per poter finalmente riporre in un cassetto quella pistola che oggi è appoggiata sopra il comodino. Un maggior passaggio delle forze dell'ordine può essere inserire delle telecamere in punti strategici della città. Non lo so nemmeno io cosa, l'importante è che si faccia qualcosa. Avevano picchiato e rapinato un 17enne, i responsabili sono stati identificati. Lo hanno aggredito mentre si trovava al parco in compagnia della fidanzata, lo hanno inseguito, picchiato e rapinato. È accaduto il 10 maggio scorso in un'area verde pubblica in via Tintoretto, Carbonera. Ora i tre malviventi, tutti giovanissimi e con precedenti penali, sono stati identificati dai carabinieri di Silea. La vittima, un ragazzo di 17 anni, intorno alle 19, era andata a fare una passeggiata assieme alla fidanzata in attesa dell'arrivo di un amico. Ad un tratto si è accorto del gruppetto che in sella alle biciclette si stava avvicinando minacciosamente a lui. Così ha tentato di allontanarsi correndo verso l'uscita, ma è stato bloccato da uno degli aggressori che gli ha sferrato un pugno in pieno volto. Mentre uno lo teneva fermo, gli altri gli hanno sfilato dalla tasca il portafoglio con i documenti e poche monete. È stato grazie ad un passante che ha urlato di aver già allertato le forze dell'ordine che i ragazzi sono fuggiti. Il 17enne è stato medicato dai sanitari con una prognosi di qualche giorno. Nei giorni successivi è stato anche trovato nei pressi del parco stesso il portafoglio della vittima e restituito al giovane possessore. Grazie soprattutto all'acquisizione, in collaborazione con la Polizia Locale di Carbonera, delle riprese degli impianti di videosorveglianza della zona e alla descrizione dei giovani aggressori che i militari dell'arma hanno identificato il trio. Si tratta di un 18enne, un 20enne di origini albanesi e un 19enne di origini marocchine, tutti residenti nel Trevigiano. Fra l'altro il 18enne pare fosse particolarmente attivo sui social nel postare azioni minacciose. Tutti e tre devono rispondere di rapina in concorso. 2 persone denunciate dalla polizia locale di Treviso sono state pizzicate all'esame della patente con auricolare e cellulare per ottenere suggerimenti per rispondere ai quiz. Per 2 volte ieri mattina la Polizia Locale di Treviso è intervenuta su richiesta della motorizzazione per 2 candidati che in 2 distinte sessioni di esami scritti per il conseguimento della patente di guida sono stati scoperti mentre stavano ricevendo dall'esterno le risposte al quiz.
tutti e due i candidati avevano un auricolare naturalmente all'interno dell'orecchio e un cellulare appeso, nascosto all'interno degli indumenti. Naturalmente i funzionari si sono resi conto di questa truffa in corso, però non potendo loro perquisire le persone hanno chiamato una forza di polizia. Noi nel giro di pochissimi minuti siamo riusciti per l'appunto a individuare questi responsabili e a naturalmente denunciarli all'autorità giudiziaria. Il primo episodio intorno alle 9:30, protagonista un 25enne del Ghana residente nel Vicentino, pizzicato con auricolare e cellulare, mentre il complice che all'esterno degli uffici suggeriva le risposte, capita la situazione, si è dato alla fuga. Poche ore più tardi la seconda richiesta di intervento agli agenti della polizia locale, stavolta per una quarantenne di nazionalità indiana e residente a Istrana. Ha addirittura deglutito e inghiottito l'auricolare, quindi un fatto estremamente grave. Naturalmente la pattuglia l'ha subito portata al pronto soccorso per valutare le sue condizioni fisiche. Fortunatamente i medici hanno confermato che non era in pericolo di vita. Le indagini ora proseguono per individuare i complici. Per il 25enne e per la donna è scattata la denuncia per tentata truffa aggravata, reato che prevede la pena della reclusione fino a 5 anni. Carabinieri del NAS e militari della compagnia di Treviso alla casa di riposo Menegazzi. Scoperto un infermiere che non aveva l'iscrizione all'albo professionale. All'arrivo dei militari del NAS si è creato subito un clima di tensione incomprensibile per un normale controllo. Così i carabinieri hanno allertato anche i colleghi della compagnia di Treviso. In mattinata erano una decina di uomini dell'arma all'interno della casa di riposo Menegazzi a Treviso. Una situazione che non è passata inosservata ai commercianti ed esercenti della zona, che si sono chiesti il motivo dell'intervento delle forze dell'ordine in una RSA. In realtà doveva essere un normale controllo che i NAS effettuano almeno una volta all'anno nelle 3 province Treviso, Belluno e Venezia. Questa mattina è toccata la casa di riposo San Giuseppe, ma la reazione dei presenti ha sorpreso anche i militari. Controllati i documenti dei dipendenti, i titoli di studio, le iscrizioni ai vari albi professionali. Fra le verifiche è emerso che un infermiere nordafricano non aveva l'iscrizione all'albo e quindi non avrebbe potuto esercitare. Ora rischia la denuncia per esercizio abusivo della professione. L'infermiere, che lavora al Menegazzi da circa un anno, non rientrerebbe fra l'altro nelle assunzioni relative alla normativa emergenziale. Verificati anche i Green Pass dei dipendenti. Ora saranno controllati tutti i documenti acquisiti dai militari. Durante la pandemia c'era stato il grido d'allarme per la carenza di personale nelle varie strutture. Molti gli infermieri stranieri assunti, ma per poter lavorare, oltre al titolo di studio, devono avere l'iscrizione all'albo. Questa situazione potrebbe far scattare ulteriori accertamenti anche in altre case di riposo. La politica: sono stati cassati 2 ricorsi presentati da Laura Puppato e dai suoi sostenitori contro la decisione di escluderla dalla corsa per la segreteria veneta del Partito Democratico a causa dell'irregolarità di alcune firme, persone reali iscritte al PD ma non all'anagrafe certificata in data 16 novembre. Fin da subito Puppato ha denunciato un regolamento troppo burocratico, più attento alla forma che alla sostanza. Puppato parla di beffe e della mancanza totale di rispetto per la base e non esclude il ricorso alla magistratura ordinaria. Valuterò se lo merita, visto che mi sono candidata su pressione di centinaia di iscritti per provare a recuperare lavoro, comunicazione e supporto, insomma per inserire nuova energia dentro la segreteria politica regionale del Partito Democratico. Ad ora non ne vedo più il senso. Le parole pesantissime di Puppato, che ringrazia per la passione civile che l'ha sostenuta. Persone straordinarie, vere risorse di vita, dice Puppato, per un partito che pare non volerle o almeno non considerarle. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta. Assenze dal lavoro per malattia che risultano sospette, trattandosi in molti casi di lavoratori senza Green Pass. Tanto per Mom quanto per Contarina i carichi per chi resta al proprio posto sono ormai insostenibili. Ben vengano, dicono dal sindacato, i controlli. Certificati sospetti, giorni di malattia presi proprio da lavoratori privi di Green Pass. Tra il personale di Mom e quello di Contarina l'assenza di decine di colleghi, una quarantina negli ultimi giorni solamente nell'azienda di trasporto pubblico pesa, e i sindacati riuniti a Mogliano al congresso del comparto trasporti della CISL, la FIT, hanno detto apertamente che vanno fatti controlli accurati a tutela di chi si prende carico anche del lavoro degli altri. L'azienda ha tutto il diritto, come deve essere fatto, che ogni lavoratore, se è a casa, non può fare nessun altro lavoro e quindi deve rimanere
a casa e i controlli sanitari devono essere fatti. Questo a tutela sia di chi è a casa, ma anche e soprattutto a tutela di chi sta dando il proprio contributo per poter dare quotidianamente un servizio pubblico. Alti e bassi continui alla MOM in termini di presenze. La situazione, che nelle ultime 2 settimane sembrava stabilizzata, è tornata a complicarsi. Il numero delle persone che non sono presenti in servizio si è ridotto di qualche unità e oggi credo riusciamo a completare tutte le corse tranne una, ma è una corsa serale, quindi la situazione è tornata nella normalità. Ovviamente il problema è sempre la mancanza di personale che non ha il Green Pass oppure in malattia, e questo è sicuramente un problema. Un'emergenza continuamente tamponata, ma per più di 2 mesi, dice Colladon, non si può andare avanti con questi ritmi. A fornire un servizio pubblico essenziale è anche Contarina, dove la situazione è molto simile. C'è un carico di lavoro maggiore in questo ultimo periodo perché le ricadute delle assenze, è chiaro che i lavoratori all'interno delle aziende hanno dovuto sopportare anche il lavoro di chi non c'era. Correttamente i controlli, gli strumenti per controllare queste malattie che oggi le aziende dicono che sono aumentate, ci sono già, come sindacato siamo d'accordo ai controlli. E vogliono risposte i lavoratori della Alibert di Preganziol, che oggi hanno proclamato lo sciopero organizzando un sit-in lungo il terraglio. Siamo senza stipendio da ottobre, dicono l'azienda. Faccia chiarezza. Sono 33 anni che sono in azienda, è casa mia, noi ci teniamo particolarmente a questo posto di lavoro. Vorremmo che qualcuno credesse ancora in noi, perché noi il nostro lavoro lo sappiamo fare. Francesco ha trascorso una vita all'Alibert, marchio storico dei tortelli e della pasta fresca, che oggi forse sta vivendo il suo momento più buio. Senza stipendio da ottobre, i lavoratori sono scesi in strada proclamando uno sciopero e organizzando un sit-in pacifico sul terraglio. Manca la liquidità per le paghe, ma problemi ci sono anche con i fornitori, denuncia il sindacato. Qui si parla di retribuzione non pagata, si parla di fondi previdenziali che non sono stati versati, fondi previdenziali quelli appunto che i lavoratori hanno dato alle varie assicurazioni piuttosto che fondi quelli previsti contrattualmente. Un piano industriale che non ha mai avuto nessun riscontro da quanto detto a quanto in realtà poi veniva fatto. 40 i lavoratori con il fiato sospeso che ora chiedono alla dirigenza, subentrata nel 2016, di esporre il piano industriale. La pazienza di questi lavoratori e l'Alibert ne hanno avuta tantissima e adesso meritano rispetto, dignità e soprattutto risposte concrete e sincere dall'azienda. Io ho 27 anni che lavoro qua, ci tengo tantissimo a questa azienda, ero un ragazzino, adesso ho 51 anni. E speriamo di farcela, anche se ho i miei seri dubbi, perché non vedo nessun interesse da parte dell'azienda di venire incontro ai nostri bisogni. Venerdì a Treviso incontro con Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni sul fine vita, e a Treviso è stata significativa e anche in qualche modo inaspettata la risposta dei cittadini alla raccolta firme per il referendum sull'eutanasia. Abbiamo inviato a Roma più di 10.000 firme raccolte sia ai tavoli che nei comuni, sia nei comuni più grossi che nei comuni più piccoli. È la risposta della Marca Trevigiana alla raccolta firme per il referendum che dovrebbe tenersi la primavera dell'anno prossimo sul fine vita. C'è stata una mobilitazione soprattutto da parte dei giovani, sia nel partecipare alla raccolta delle firme sia nel firmare, ma una presenza trasversale per età, per provenienza politica, per storia personale. Tra i cittadini, spiega Visentin, emerge una maggiore consapevolezza e conoscenza del tema eutanasia rispetto a qualche anno fa, e il numero di firme raccolte a livello nazionale in poco più di 2 mesi, oltre 1.200.000, ne è la dimostrazione. Questo tema non è più un tema tabù, non è più una cosa di cui non è bello parlare, è un tema all'ordine del giorno, perché purtroppo molte persone patiscono situazioni patologiche che avrebbero sicuramente un esito, un decorso diverso se questa legge passasse. Un tema particolarmente sentito anche tra i trevigiani, al punto che a gennaio si terrà l'assemblea costitutiva della cellula Coscioni di Treviso. Il fine vita e il testamento biologico saranno al
al centro dell'incontro organizzato dall'associazione Luca Coscioni venerdì alle 17:30 a Palazzo Rinaldi, presenti Marco Cappato e l'assessore comunale Alessandro Manera. Oltre al tema del fine vita c'è anche il tema delle disposizioni anticipate di trattamento del testamento biologico che il comune raccoglie per legge e l'assessore Manera forse potrà essere in grado di darci dei numeri su quanti e quali siano le DAT depositate in comune. Cambiamo argomento. Oggi 1° dicembre in Piazza dei Signori a Treviso è arrivato l'albero di Natale che sarà addobbato nelle prossime ore. Un albero al quale i commercianti del centro guardano con speranza, seppur tra mille incertezze. L'accensione dell'albero, che quest'anno verrà addobbato con luci smart capaci di riprodurre animazioni ed effetti di luce innovativi, avverrà a sorpresa con un flash mob di artisti e performer, ha ricordato il sindaco Mario Conte. Questo per evitare assembramenti nel massimo rispetto delle misure anti-Covid. E adesso è il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Sospiro di sollievo collettivo per l'ACC di Melle. Il Mise ha concesso 2 mesi di proroga per valutare le manifestazioni di acquisto e quindi il salvataggio della fabbrica. E dopo Natale riprenderà anche la produzione. Tutti avevamo auspicato che il Ministero concedesse più tempo, il tempo è stato concesso fino al 31 gennaio del 2022, questo dimostra che le manifestazioni di interesse sono manifestazioni di interesse sostenute in maniera industriale forte e quindi abbiamo tutti la consapevolezza che da oggi in poi bisogna lavorare, bisogna fare sistema tutti quanti per quello che gli compete per addivenire a una positiva soluzione dell'avvertenza. La comunicazione da parte del Mise è arrivata tarda sera sul tavolo del commissario straordinario di ACC Maurizio Castro, che ora avrà altri 2 mesi di tempo per salvare la fabbrica di Mel e con essa i suoi quasi 400 lavoratori. Si può così proseguire nella gara finalizzata all'acquisizione delle offerte vincolanti di acquisto, 3 quelle in ballo da poco più di una settimana e che hanno evitato il baratro. Per i sindacati subito messi al corrente della novità si tratta della prova provata che c'è un reale interesse industriale nei confronti dello stabilimento simbolo della Valbelluna. La decisione del Ministero consente anche di riprendere in parte la produzione di compressori e questo subito dopo le festività. Tra l'altro ieri il commissario ci ha comunicato la ripresa delle attività nel mese di gennaio e di febbraio per alcuni pezzi da produrre per alcuni clienti, quindi riapriremo anche fisicamente la fabbrica. Sicuramente questa notizia è una notizia positiva che attesta la bontà delle manifestazioni di interesse e l'interesse che queste hanno suscitato anche al Mise, quindi questa sicuramente è una notizia che ci lascia più tranquilli. Naturalmente non bisogna abbassare le armi, dobbiamo tutti, come ho detto prima, fare sistema e lavorare perché queste soluzioni possano diventare poi soluzioni definitive per lo stabilimento, ma questa è una buona notizia, le buone notizie vanno accolte come tali. E la notizia è stata accolta con soddisfazione anche dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che ha detto in questo modo sarà possibile continuare il cammino per una soluzione utile alla salvezza della fabbrica, ma anche il suo rilancio. Adesso occorre uno sforzo comune affinché la fabbrica possa dimostrare ancora tutto il proprio valore. Oltre $500 miliardi per le varianti di Longarone e Cortina, i cui progetti definitivi dovrebbero essere approvati nel giro di poche settimane. Serve subito un commissario ad hoc per accelerare, dicono gli amministratori del territorio. Le Olimpiadi sono anche presupposto per portare a casa un sacco di opere che altrimenti non avremmo portato a casa. La famosa variante di Cortina, oggi possiamo dire che è finanziata con €300 milioni, si sta arrivando nel giro di qualche settimana al progetto definitivo e si parte dal cantiere. La variante di Longarone è finanziata con €270 milioni. Un investimento complessivo monster da oltre $500 miliardi per le 2 opere simbolo delle Olimpiadi 2026. Variante di Cortina da un lato, variante di Longarone dall'altro. I progetti definitivi dovrebbero avere l'ok nel giro di poche settimane. Le rassicurazioni di ANAS e governo a riguardo sono forti e continue. Certo, a 4 anni dai giochi si tratta comunque di una corsa contro il tempo. Lo sa bene la regione e lo sa anche la provincia di Belluno, con Roberto Padrin, sindaco di Longarone, che chiede di accelerare sull'individuazione di un commissario. È chiaro che bisogna correre, lo dicevo un anno fa, oggi lo dico ancora con più forza, i progetti definitivi delle 2 opere sono di fatto pronti. Mi pare che Longarone sia addirittura un po' più avanti rispetto a Cortina, mi pare che sia stato già avviato l'iter autorizzativo, però c'è bisogno della nomina di questa figura commissariale
che possa cercare di accorciare il più a lungo i tempi possibili sulle autorizzazioni. Se si riesce a ridurre i tempi autorizzativi, a quel punto lì sì, possiamo pensare che almeno una parte di quest'opera sia pronta per le Olimpiadi. Restano gli altri cantieri, soprattutto quelli già aperti nella zona di Longarone. I disagi sono tanti, ma la consapevolezza che siano inevitabili è diffusa anche tra chi quel tratto lo percorre ogni giorno. Un po' di disagio per i lavori in corso, anche se stanno procedendo bene. È un bel po' di tempo che stanno facendo questi lavori e si crea abbastanza difficoltà nella quotidianità per il nostro lavoro. Il disagio l'ha creato, però insomma si sa che i lavori importanti così ci vuole tempo e bisogna avere pazienza. Via libera dell'AIFA, la vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. La vaccinazione avverrà con 2 dosi del vaccino Pfizer in formulazione specifica e 1/3 del dosaggio a 3 settimane di distanza. Con questa ultima ora vi salutiamo, vi lascio alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Beon Udito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it. Bentrovati al meteo. Nuovo temporaneo peggioramento del tempo sul nostro territorio, dove nella giornata di giovedì 2 dicembre avremo una certa instabilità. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso, probabilità alta di precipitazioni sparse e discontinue possibili un po' dappertutto. Nel pomeriggio non si esclude qualche pausa localmente asciutta e soleggiata. Neve sopra i 700-900 metri, venti a tratti moderati da direzioni variabili. Vediamo anche le temperature, le minime saranno in aumento, comprese tra lo 0 e i 6 gradi, massime stazionarie invece tra i 5 e i 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo una giornata alquanto variabile, qui le piogge saranno piuttosto diffuse, migliorerà comunque nel corso della notte. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo occasionali piovaschi in mattinata, in cessazione a seguire con qualche spiraglio di sole. Temperature minime intorno a 0-2 gradi, massime infine sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Beon Udito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it.